eccolo qui, questo bel ragazzo, si chiama Davide, ha 26 anni, viene da Marsala ed è anche lui in cerca dell'anima gemella, della donna ideale. Ciao Davide. Ciao, cerco una ragazza giusta, brava, che sappia stare in compagnia, nella felicità, specialmente la ragazza che piace a me. Non deve tenere i musi tesi per capire, bella, allegra, perché la vita è questo. Anche perché tu sei allegro. Certo, ogni giorno ci sorprende sempre di più. Perfetto, allora Davide, parliamo un po' di te. Tu sei di Marsala. Sì, sono di Marsala. Hai 26 anni. Certamente. Giusto? E tu nutri una grande passione. Certo, la passione per il canto. Questa passione, fin da piccolino, volevo un giorno che i miei genitori avevano questa arte in mano. Purtroppo non è stato così e vorrei cercare io questa passione per poter, come dire, avventurarti nel mondo dello spettacolo. Certamente, un giorno per i miei figli diranno mio padre è un grande. È un grande, bravo. Esatto, bravo. Bravo, io apprezzo questa tua passione, apprezzo questo tuo coraggio. Grazie. E ti faccio i miei complimenti perché ti ho sentito cantare e sei abbastanza bravo. Grazie. Va bene, parliamo ora di quest'anima gemella. Tu da quanto tempo è che sei single? Io mi sono lasciato da poco, 2 settimane. Sì. Fresco fresco? Sì, sì. E come mai ti sei lasciato? Perché non andavamo d'accordo, perché quando un amore non c'è più è meglio distaccarsi. Cioè l'amore si è spento? Sì, sì. Non c'erano problemi di gelosia? Cose. Sai come stando assieme, giustamente frequentandola, si capisce che non è una ragazza per il mio tipo, deve essere più educatamente, più capace di se stessa, magari di cucinare più fina. Esatto. Ho capito. Va bene Davide, parlaci dei tuoi hobby, cos'è che ti piace fare oltre al canto? Oltre al canto il tempo di questi giorni purtroppo mica che c'è lavoro spesso, e quando il mio lavoro intanto è muratore, ma in questi tempi vado a puntare le olive, uno di tutto faccio. Cioè, uno si arrangia giustamente? Sì, mi arrangio, in questi tempi di oggi. Certo, certo. Come ripeto, volevo questo sogno mio di canto trasformandolo a un lavoro. Certo. Va bene, parliamo ora sempre dell'anima gemella. Sì. Questa ragazza, questa donna che noi andiamo cercando, da che età deve partire? Partiamo da una base per andare a finire a un massimo. Io ho 26 anni, quindi dai 20 anche ai 30. Quindi dai 20 ai 30. Sì, hai preferenza come città? Come città? L'amore comanda, mica che... Certo. Quindi da qualsiasi parte? Sì, certo. Basta insomma che a te ti piace? Ovviamente. Esatto, subito all'impatto. L'importante è che piace è stare bene. Riguardo a questo, cos'è che a te attira in una donna? Cioè all'impatto cos'è che vai guardando? Hanno un impatto? Il suo sorriso, gli occhi. Ti piace il sorriso e gli Sì. occhi? Esatto. E poi capirla Certo. come ragiona lei. Esatto. Se ci vai d'accordo oppure no. Perché le donne, quelle che gridano con gli altri, a me non mi piacciono, perché le persone devono essere giuste. La vita è una volta. Certo. Va bene Davide, continuiamo a parlare di te. Gli amici come ti giudicano? Ho visto che sei abbastanza apprezzato, abbastanza ti vogliono bene, mi amano troppo. ti conoscono quasi tutti qua a Marsala. Sì, sì. Sì, sì. Ti vogliono bene tutti. Sì, sì, veramente. Questo significa che sei un tipo solare? Sì, un ragazzo giusto, mi faccio gli affari miei, sono rispettato da tutti, quindi non mi manca niente della vita. Va bene Davide, un'ultima domanda. Cos'è che odi in una donna? Cos'è che odio? Così come faccio? Cioè che la tua anima gemella non dovrebbe avere. La cosa che non puoi soffrire, non puoi sopportare in una donna. Magari del carattere, non so. Non lo so cosa dire. Cioè che ti tratti male, tipo ti sto facendo un paragone. Queste cose ovviamente, certo. Quindi non vuoi una donna? No. La donna ti deve trattare bene. Come marito e moglie si collabora al lavoro, come volersi bene uno e l'altro, perché altrimenti no. Un'altra cosa fondamentale che dobbiamo chiarire, tu sei un tipo manesco? Con le donne? Ti dai botte? No, altrimenti che amore, con le donne bisogna trattarle bene, non farle soffrire. Esatto. Mentre cosa ne pensi di quelli che trattano male le donne, che ci danno sempre botte? Per loro, cioè forse loro si devono salvare, cioè in questo loro anno o mesi che soffrono e vivono in questa vita per causa del marito, perché purtroppo è testardo, non riesce a accontentare la moglie, ma la fa di più ancora danneggiare, dipende dal suo stato come. Perfetto.
Va bene, abbiamo detto tutto. Amiche telespettatrici, donne che state conoscendo Davide, 26 anni di Marsala, Davide è qui. È un bravo ragazzo, è un ragazzo davvero straordinario. Ha una passione bellissima, il canto, e sta cercando la donna ideale, l'anima gemella, la donna che dovrebbe condividere con lui questa sua grande passione. Per tutte quelle di voi che lo volessero conoscere personalmente non possono fare altro che chiamare al numero telefonico che state vedendo sotto nella descrizione del video. Davide è qui, sta aspettando le vostre telefonate. Davide, in questo momento ci sono queste telespettatrici, queste donne dai 20 ai 30 che stanno decidendo se chiamarti oppure no. Lancia un messaggio verso di loro guardando la telecamera, vai. Grazie a tutti di avermi ascoltato, vi amo tanto e un abbraccio. Baci. Perfetto, ha detto tutto, per cui amiche telespettatrici chiamate Davide. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta. La rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Davide. Ciao ciao.